Vorrei che tu intervenissi per dire quello che pensi. Innanzitutto buonasera e sono lieto di essere qui questa sera e presentare questo è il 7° CD già che faccio io, e ringrazio pure la Proloco, Rocco Deodato, Giovanni Parrello delle belle parole che mi hanno dedicato. E niente, io piuttosto faccio i patti, scrivo e so parlare poco, le cose le dico musicalmente, scrivendo e cantando e suonando. Va bene, grazie. Ecco, come tutti gli artisti parla poco Pasquale, quindi adesso gli diamo anche la possibilità a lui di esprimersi con questa canzone che ha preparato. Mi toccava dirvi qualche altra cosa. Allora, Pasquale in particolare si esibirà giorno 6 in Piazza Mendola con uno spettacolo che si chiama Calabrisando con l'amico Giovanni Penna. Poi insieme ad Aurora saranno in Villa oppure a Piazza Mendola, ancora non l'abbiamo deciso, giorno 13 agosto per fare lo spettacolo Viva la Varia, tutto il CD completo. E poi giorno 11 faranno un intervento, Pasquale farà un intervento alla presentazione del libro di Saverio Petitto con l'associazione Prometheus. Io volevo chiedere a Saverio, che ho visto in fondo, se vuole intervenire per dire qualcosa. No? Allora mi tocca dirlo. Dunque Saverio Petitto, il presidente dell'associazione Prometheus, che tutti quanti conosciamo per la capacità di questa associazione di fare bellissime opere per la città, lo fa con il contributo dei cittadini, ma soprattutto con il contributo straordinario di una compagine sociale dei loro soci straordinaria, che ci mette il cuore e l'anima in quello che fanno, e per la sera dell'11 agosto faranno qui in Villa Comunale la presentazione di un libro che ora non vi so dire a memoria come si chiama, speravo lo dicesse lui. Vota la trippa 2, nel quale c'è uno spaccato veramente simpatico di tutta la vita politica palmese, con le vignette che noi sappiamo apprezzare di Saverio e anche le poesie in vernacolo. Saverio, mi spiace, io so solo questo, avrei preferito che tu dicessi qualcos'altro. Comunque l'appuntamento è per giorno 11, sempre qui in Villa Comunale. Cosa dire altro? Adesso Pasquale, vuoi cantare adesso? Allora, Pasquale adesso ci fa sentire la canzone Madonna do Capillo, che ci dirà tante altre belle cose che poi commenteremo. Lettera si chiamata e di Messina di Fusti omaggiata, una lettera con i capiti da dolorata, alla Marina e Parmi fu spartata, di orgoglio grandi per i partigiani, e siciliani, si riunì un paese in processioni, pregando a Luca Pillu mi porta cose buone, da bessi furono i nostri frati, ci furono tanti morti e assai malati, accoglienza e medicina puro donati, gli antichi parmisani puro aiutati, così pregando a
mali siciliani e mi si salvano, sbarcavano peccari. Sta festi venuta dall'Oriente, più di 40.000 genti, verso 1570. Per 100 anni durau sta festi e fu tanta, la gente messi misi e rigidani, si vedevano morire come cani. Ma parli paesi di veri cristiani, amici e si cambiarono subito i mani. Mangiari, medicini e marinari andarono alla Sicilia per aiutare. Così pregando a Maria, caccia la peste e mandaci la via. Pregavo tutti, pregavo per Dio, bandi la grazia Madonna mia, passando mani queta veniva, dimmi la grazia e la peste sentiva, passando mani queta veniva, dimmi la grazia e la peste sentiva. Calabrese. Avete ascoltato in questa canzone tutta la storia che pregna la festa della Varia. Abbiamo ascoltato proprio nel testo cosa è successo nel 1572, che cosa rappresenta la nostra festa, qual è il motivo per il quale noi siamo legati alla Madonna della Lettera. Questo è quanto, questo è un assaggio di questo CD che voi potrete trovare in vendita in tutta la città, perché questo CD verrà inserito nel catalogo che il Comitato Varia sta predisponendo dei gadget relativi alla festa. Acquistando questo CD, non esattamente questo, ma questo CD col bollino del Comitato Varia, si contribuisce anche alla realizzazione della festa in sé. Quindi è un motivo in più per acquistarlo. Già stasera può essere acquistato qui, ci sarà poi Rosa alla fine che vi fornirà questo CD. Al termine di questa nostra presentazione lo spettacolo non continua con noi, cioè continua sempre con una manifestazione organizzata dalla Proloco con un gruppo che fa rock, tutto un altro genere, che si chiama The Furious ed è un gruppo di giovani palmesi. Noi saremmo arrivati quasi a conclusione, salvo poi risentire Aurora di nuovo e non interverremo più, però interveniamo adesso per l'ultima volta e poi non interverremo più. Io vi ringrazio di cuore, ringrazio per l'arte che avete messo in questo CD e l'ho voluto fare insieme al sindaco con una pergamena che vi consegno e che vi leggo. Ad Aurora e Pasquale Foti per la capacità di esprimere con la loro musica le tradizioni popolari della nostra città, con profonda stima gli amici della Proloco di Palmi, ed è a firma mia e del sindaco di Palmi. Allora, non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione, vi invito a rimanere per lo spettacolo che segue e ringraziare di nuovo ancora Pasquale e Aurora Foti. So che il sindaco sarebbe arrivato a momenti, però siccome noi abbiamo una scaletta, cioè nel senso che segue questo concerto, non possiamo far tardi perché poi oltre mezzanotte diventa un po' difficile anche suonare per il gruppo che viene dopo. Io vi invito tutti di nuovo alla serata di Pasquale giorno 6, mentre alla serata di Viva la Varia giorno 13. Aurora, te la senti di cantare di nuovo? Sì? Poi salire. Allora, noi abbiamo pure un pensierino per Rocco, per Gianni e per il sindaco. Poi Aurora ve lo darà quando scenderà dal palco.
Noi li ringraziamo, che sono già gentili di suo questi signori, ed è veramente una cosa inaspettata e veramente gradita, sinceramente. Allora, ecco, è un bellissimo piatto col CD Viva la Varia. Già di suo questo potrebbe essere un gadget della Varia. Grazie, grazie tante. Questo per il sindaco, poi glielo consegniamo. Se arriva nel frattempo poi glielo consegnerei tu. Allora puoi cantare di nuovo. Grazie a tutti, alla prossima.